Oh, eccoci qua. Subito brivido. Vediamo un po' chi sarà il dito più veloce del web ad entrare in live. Vediamo un po' chi è il primo a scrivere. Chi sarà, chi sarà, chi sarà? Adriano. No. Adriano. Buonasera. Non ti preoccupare. Rimani tutto il tempo che puoi rimanere. Buonasera Zares, ormai è passato mezzogiorno. Buongiorno non si dice più. Ciao Gabriele. Ciao ragazzi. Che mi dite? Tutto a posto? Ciao Andrea. Da Klagenfurt. Che pronuncia. Nandez a River, m'ammazzo. A parte che se va a River non penso esce vivo. Cioè non penso che ci arriva proprio. Tutto a posto Andrea. Voi? Voi come state? Tutto bene, spero. In Austria piove. Magari piovesse pure qui. Domani dovrebbe piovere. Credo e spero. Che a me il sole mi sta abbastanza sui coglioni. Ciao Carlo! Io odio da morire il caldo. Qualche parola sul caso Nandez. Io ho preso la maglia, quindi sto un po' in tensione. Mi sono espresso su Instagram, Zares. Mi sono espresso su Instagram. Te lo dico anche qui, però non ci voglio spendere più di tante parole. Mettiamola così. Allora, il caso Nandez è un'enorme stronzata. O meglio, secondo me è un'enorme stronzata. Perché se ti vai a leggere qualsiasi articolo che è uscito sul caso Nandez, vedrai come tutti non spiegano quello che effettivamente sia successo. Parlano degli screzi. In cosa consisterebbero questi screzi? Cos'è successo? Parlano di una cosa contrattuale di Nandez. Dov'è? Cioè, se evidentemente, cioè, se ci fosse veramente questo problema sul contratto di Nandez, a mio modo di vedere, Nandez non sarebbe nemmeno arrivato. Perché non te ne accorgi 5 mesi dopo che c'è un problema sul contratto. Perché sono stati a rompe i coglioni per sto contratto non si sa quanto tempo, non te ne accorgi dopo la partita col Parma, per dire, ok? Quindi è un'enorme stronzata. Supponendo, facendo finta che quello che dicono è vero, facendo finta, comunque Nandez non andrà via a gennaio. Ricordiamoci che è l'acquisto più oneroso della storia del Cagliari. Non andrà via a gennaio. Non ci andrà via a gennaio. Quindi Zares, tranquillo, tieniti la maglia, goditela, baciatela, beato a te che c'è la maglia di Nandez e dormi sonni tranquilli, veramente. Domenica arriva la Viola, orario di merda, purtroppo sì. Purtroppo. Ah, ecco, regà, a proposito di Cagliari Fiorentina. Ciao Christian, ciao caro, ciao Marti, ciao Francesco. Tutto a posto, te Marti? Sei uguale a Ionita, non mi dico così che poi da retta un amico mio, lasciamo perdere. Per quanto riguarda Cagliari Fiorentina, ragazzi, allora
purtroppo c'è il problema che domani è il compleanno di mio zio, che è pure il compleanno di Gigi Riva, domani tra l'altro, e lunedì è il mio compleanno, ok? Dato che di solito li festeggiamo insieme, questa volta li festeggiamo domenica, ok? Il problema è che li festeggiamo domenica a pranzo, quindi molto probabilmente il post partita potrebbe tardare un pochino di Cagliari-Fiorentina. Se magari inizia a Gigi Riva, magari. Non ti sei perso niente, Christian. Ciao Albi. Mi fai mod? Va bene, vai. Tanto prima o poi dovrò, se diventate troppi moderatori, li dovrò levare perché dopo diventano troppi. Tanto non è che c'è, sto canale è enorme, quindi quelli che ci stanno adesso bastano e avanzano. Quanti anni? Ne faccio 23. Faccio 23 anni lunedì. Cosa ne pensi di Nandez? Dipende in che senso lo intendi, Marti. Vabbè, però non affezioniamoci troppo a solo un giocatore. Facciamo... Vabbè, quello è ovvio, Rosario. Però è normale che in un collettivo ci sono sempre degli individui che piacciono di più generalmente. E secondo me Nandez appartiene a quelli. Aspettate un attimo. Aspettate, Eccomi. Ok. Sono assolutamente fake news quelle di Nandez. Domenica a pranzo ci mangiamo una bella fiorentina. Speriamo, speriamo. Io mi mangio una torta sicuramente domenica a pranzo. Quindi ragazzi, se volete, se vi può far piacere saperlo e se vi può far piacere farmi gli auguri, lunedì è il mio compleanno. E come ogni anno, il lunedì uscirà anche il video speciale su Gabriele Sandri, perché sapete che chi mi segue veramente dall'inizio sa che sono molto legato a questa vicenda, quindi lunedì uscirà anche il video su Gabriele Sandri. Ciao Simone, me ne mandi un pezzo? Penso che si rovini durante il tragitto. Beato dei 23 anni, all'età attuale, le trasferte che mi sono fatto. Beato a te, Roberto, magari ci avessi la possibilità. Forza Cagliari, quello sempre. Gli auguri anticipati però non si fanno. Qua mi sei cascato. Gli auguri non si fanno mai prima. Ma la guardi la partita? Sicuramente la guarderemo perché il compleanno è mio e di mio zio e siamo tutti e due del Cagliari. Quindi nessuno deve rompi i coglioni. È domenica, il compleanno nostro lo festeggiamo tutti insieme, quindi il Cagliari va guardato, punto. Senza se e senza ma. Olsen pallone d'oro, mo ci allarghiamo. Mi piace l'approccio umile di Maran, secondo me sa di avere una squadra di valore, ma non vuole rischiare la figura di promettere loro e poi non arrivarci. Probabile, probabile. L'importante è che sanno che è quello l'obiettivo, lo devono sapere loro, non devono dirlo, lo devono sapere loro. È scritto nella Bibbia, guarda il Cagliari, esatto, è un comandamento. Gabriele Sandri sempre nei nostri cuori, assolutamente, assolutamente. È una vicenda che a me m'ha toccato proprio nel profondo, soprattutto perché è successa il giorno del compleanno mio, quindi
È normale che mi sia rimasta impressa nella mente. Gasperino oggi ne prende ancora i gol. Manchester City. Regà, io devo mettere un qualcosa, purtroppo non la sto a fare con quel programma, cazzo. Devo mettere il banner, quella di Nandez è una fake news. Tranquilli, tranquilli, state tranquilli. Non vi preoccupate. Non vi preoccupate. I primi a credere all'Europa devono essere i tifosi. Capisco essere cauti, ma odio chi parla di salvezza. Sono totalmente d'accordo, Simò. Io è da agosto che sto di che il Cagliari punta all'Europa League. Cioè, che il Cagliari deve andare in Europa League. So io il primo a dirlo. Cosa accadrà al ritorno di Cragno? Olsen verrà messo da parte? Bella domanda. Bella domanda. È un'incognita. Io ci credo, penso sia un Cagliari da top 6, assolutamente, assolutamente. Anche se sono minorenne, Varane offrici da bere, è bellissimo quel video. Anche alla Gravina Sport hanno detto che sono fake news, ma è palese che siano fake news, ragazzi. Non hanno dato motivazioni concrete, non hanno giustificato, cioè, degli screzi. Definiscimi screzi. Cosa è successo? Ha litigato con qualcuno negli spogliatoi? Ci sono dei problemi legati al contratto? Se sì, riguardo a cosa? Sono cose troppo vaghe, veramente troppo vaghe. È normale che siano fake news, ragazzi. No, ma tranquillo, tranquillo, hai fatto bene a chiederlo, però ho visto che sta nascendo quasi un'isteria di massa riguardo a questa cosa di Nandez. Cioè, è un po' brutto perché alla fine se diamo troppo spago a queste notizie, va a finire che non riusciamo più a capire quali sono vere e quali meno. Lo sai che c'è Zares? Che può essere pure, secondo me può essere pure vagamente, mettiamo lo 0,01% che quella notizia, boh, che quella notizia sia vera, ma sicuramente non andrà via a gennaio Nandez, ma sicuramente. Che abbiamo speso 18 milioni per far giocare un giocatore 6 mesi, ma non credo proprio. Eh. Il Cagliari, a parte Juve e Inter, se la può giocare alla pari con tutti. Assolutamente. Grande campionato, ma secondo me potevamo addirittura potevamo avere qualcosa in più. Assolutamente. Infatti, ripeto, se è questa la chiave di lettura di questa stagione, se tu ti ritrovi a 21 punti dopo 11 giornate e sai che potevamo stare anche a più punti, vuol dire che questa sarà una stagione della Madonna. Della Madonna. Intanto, regà, abbiamo toccato le 30 persone, siete fantastici. Cioè, 30 persone, grandissimi. Un tifoso era lì presente e ha detto che Marano ha tirato fuori il centone. Me coglioni. Vabbè, lui può, lui può. Su Instagram Nandez ha pubblicato una frase dopo la vittoria a Bergamo che fa capire la sua volontà a vestire rossoblù. Ma cioè, penso sia palese questa cosa, sia veramente palese. Racia domenica segna, speriamo. Sono cose scritte da giornali da quattro soldi che non sanno più cosa inventarsi, ma serve anche a destabilizzare l'ambiente. Ragazzi, io non pensavo mai di dire una frase del genere perché mi sembra una frase da montati, da esaltati. Però effettivamente ci sto a pensare, un barlume di verità dietro c'è. Diamo fastidio lì. Noi diamo fastidio lì. Stiamo rompendo il cazzo. Il cazzo. Stiamo rompendo il cazzo lì. Ma la Juve giocano in 15, arbitri, VAR e tutto, ma no.
Preferisco non commentare questa cosa. Oh, ciao Keeper. Chiediamo solo una punta per spiegare meglio agli scribacchini strisciati che non c'è nulla da fare. Con i loro mezzucci non ci rallenteranno. Esattamente. Esattamente. Ti immagini i soldi di Barella li useremo per Raja? Non credo. Al massimo faremo un altro anno di prestito, ma riprendere Raja non credo. Comunque un grande Cagliari, a viso aperto con tutte, paura di nessuno. Verissimo, verissimo. Nandez uno di noi punto e basta assolutamente. Se davvero c'è qualche cosa su Nandez è colpa del procuratore. Già stava togliendo pinniche ad agosto per la storia del contratto. Ma infatti non... È così, cioè, regà. La cosa di Nandez, puta caso sia vera, comunque non andrà via a gennaio. Poi, cioè, quanto gli siamo stati appresso al procuratore e a Nandez per questo cazzo di contratto? Se ne accorgono 5 mesi dopo? Non credo, dai. Ma ti immagini se avessimo vinto contro Brescia ed Hellas? Avremmo 5 punti in più. Però con i se e con i ma la storia non si fa. Quindi pensiamo al fatto che adesso ne abbiamo 21 e che possiamo puntare, volendo, a prenderci 40 punti già alla 20ª giornata, 21ª giornata. Ma a gennaio ci serve qualcuno? Beh, secondo me un difensore centrale degno di nota si potrebbe prendere. Ah, ok, Simone. Purtroppo no. Cioè, si sente che mastico poco, ma quasi per niente il sardo. Purtroppo. Purtroppo. Però immaginavo fosse un termine cagliaritano. Se giochiamo con la Fiorentina come abbiamo giocato contro l'Atalanta, vinciamo sicuro. Di sicuro c'è solo la morte. Abbiamo una delle difese migliori finora, ma secondo me la differenza reti va ancora migliorata, sia facendo che non subendo. In effetti la differenza reti ci vede come la seconda miglior difesa del campionato, però segniamo un po' poco. Cioè vinciamo, stiamo convincendo soprattutto, però a parità di occasioni create realizziamo poco. Bisogna migliorare su quell'aspetto. Ribéry è ancora squalificato? Dovrebbe essere squalificato, sì, pure contro di noi. Ad una ragazza da poco le ho detto sei più bella di un cross di Nandez. Ciao Matt, piedi per terra, adesso arrivano le partite difficili a livello mentale. Spero i ragazzi restino umili e continuino a giocare alla morte come hanno fatto fino adesso. Sono abbastanza sicuro che continueranno a giocare come stanno giocando. Oh, quella, Simo, tutto a posto? Era da un po' che non te vedevo, eh. Ciao Vince, ciao Marco, che bello vedere un romano che ti fa Cagliari, grazie, grazie, grazie mille. Regà, non gliela faccia stare appresso. Incredibile, al botteghino di Piazza Università tutto sorrido già da ieri sera, sarà una giornata stratosferica, immagino già i boati. Che spettacolo, che spettacolo. La Sardegna Arena al completo. Secondo me mancano i gol di Rog. In questo campionato ha avuto almeno 4 occasioni nitide per segnare. Però Rog non è quello che deve finalizzare e che deve fare gol. Per carità, se gli scappa un gol non è che ci offendiamo, ovviamente. Però non è lui l'addetto a fare queste cose. Cioè, penso sia più adibito a queste cose un Nainggolan, un Castro, più che Rog. Pa, 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 pa.
Ciao Matte, buon pomeriggio. Ti piace più Vincenzo Pro Gamer? Ma secondo me se ti chiami solo Vincenzo è meglio. Perché Pro Gamer? Ma solo a me piacerebbe vedere qualche volta Valukiewicz. Pure a me non dispiacerebbe. Perché non ha senso se tieni Valukiewicz e dai via Romagna. Perché hai dato via Romagna? Ehi, è tutto a posto. Ultimamente ero incasinato con cose mie, ma vai tranquillo. Non ti preoccupare. Ciao Alessandro, grazie mille. Dalla gara contro il Torino siamo diventati più propositivi, però sempre in rapporto con i tiri effettuati segniamo poco. Speriamo che la posizione in classifica sia appetibile per le future sessioni di mercato in modo da risultare più interessanti agli occhi dei giocatori. Beh, intanto secondo me già il campionato è risultato più appetibile grazie all'arrivo di Ronaldo. Ronaldo ha fatto tanto per il campionato. Poi col fatto che comunque il Cagliari adesso ha effettivamente un progetto serio, ma non un progetto che riguarda la prima squadra, ma un progetto che riguarda tutto l'ambiente rossoblù, perché anche le squadre tipo la Primavera e tutte le varie giovanili stanno facendo bene. Questo è un progetto che controcoglioni e secondo me un giocatore è anche molto più invogliato ad arrivare a Cagliari, perché ci sono effettivamente adesso le basi per creare un qualcosa di serio e di buono. Piedi per terra e pedalare, quello sempre. Non vedo l'ora che sia domenica. A chi lo dici, Matti? Ma se vendiamo Clavan e prendiamo Romagna che cresce, non ha senso. Non ha senso. Com'è andato il Napoli ieri con il Salisburgo? Non ho visto la partita, Vince, non l'ho vista. Comunque applausi anche alla Primavera, sta facendo bene. Speriamo vengano fuori nuovi Barella per la prima squadra. La Primavera sta facendo veramente bene, è crollata soltanto con l'Atalanta che ci ha rubato il primo posto, però la Primavera sta facendo bene. Chapeau. Romagna ancora no. Ah, è vero, sta in prestito con diritto. Paura di nessuno, ovviamente. Sembrerà banale come cosa, ma i giocatori che l'anno scorso hanno convinto meno con l'arrivo di giocatori forti sono diventati più forti. È da vedere, queste conclusioni le dobbiamo fare a fine campionato. Bradaric che fine ha fatto? Non mi ricordo a quale squadra è andato in prestito Bradaric. Romagna è un bidone. Ho visto l'ultima partita del Sassuolo, ha fatto certe cagate. Clavan tutta la vita che sta in stato di grazia. Beh, adesso come adesso, Clavan è superiore a Romagna. Varane ha speso 500 euro in birra. Cazzo, mi facesse venire a vedere una partita in Sardegna poi. Oh. Mi facesse vedere una partita alla Sardegna Arena. Ah, sta l'Ajduk Split. Ma hai visto che pure Ligo Giannis ha giocato bene contro l'Atalanta? Sì, sì. Sì, so com'è finita e so chi ha segnato, Vince, però non l'ho guardato la partita, sinceramente non mi interessa più di tanto. Ehm, Ma poi tu sei... Ma tu a Cagliari città sei mai venuto? Guarda, non sono mai proprio venuto in Sardegna, non ci sono mai stato. Quindi per forza le cose non sono mai stato nemmeno a Cagliari. Per te Maran è ancora da sonerare? Ovviamente no. Ovviamente no, adesso le cose stanno girando. Olsen sarà il titolare per tutto l'anno, mi serve per il fantacalcio. Ho capito. Che vuoi da me? Che te lo fai io? Il rosso a Ilicic ci stava? Sì. Fallo di reazione. Mi sono collegato solo... Filo, tranquillo. È una cazzata, tranquillo. Tranquillissimo.
È vero, adesso il telefono del Cagliari squilla molto di più, i procuratori cercheranno di piazzarli qui, ma dovremmo essere accorti e non apportare buste sopravvalutate. Quello ovvio, bisogna avere accortezza in qualsiasi operazione, qualsiasi. Secondo me alla fine Cragno verrà ceduto e si punterà su Olsen, grandissima cazzata, molto meglio puntare su Cragno. E non posso metterlo fisso, purtroppo, Marti, dovrei creare un'altra live. È una domanda quella su Olsen. Penso che quando torni Cragno giocherà lui. Bradley ha fatto 0 presenze là in prestito, perfetto. Vabbè, però almeno c'è uno stipendio in meno da pagare. Non dimentichiamoci che Clavan ha fatto 166 presenze tra Liverpool e Nazionale, quindi in difesa si può considerare un mezzo top player. Sì, ma comunque, secondo me non è che abbia dimostrato tutto sto granché. Cioè, se il Cagliari avesse preso Clavan, io non avrei mai scoperto che lui giocava nel Liverpool. Chi cazzo l'ha mai sentito Clavan? Io personalmente non l'ho mai sentito. Il mio Napoli si è perso e non sta giocando come una volta. Può capitare, Vince. Varane è troppo difensivista. A Torino ha fatto entrare Clavan quando in panchina avevamo giocatori offensivi. Abbiamo mandato a fanculo 2 punti, potevamo vincerla. Lo so. Però per quanto sia difensivista e per quanto io odio il difensivismo, bisogna dare atto a Maran che sta facendo bene. Io tra Olsen e Cragno preferisco Olsen. Io 1000 volte Cragno. Tra 2 giornate ci rivediamo al Via del Mare. Buona sfida, assolutamente. Nel caso in cui dovessimo andare in Europa ci serve un giocatore di esperienze internazionali come Ibra o roba del genere. Io personalmente Ibra non lo vorrei mai al Cagliari. Cazzo, domenica una bella canzoncina in campo, Ieri Chelsea Ajax 4-4, ho letto. Togliamo a Maran l'etichetta del difensivista, dai, ha ampiamente dimostrato che non lo è. Ogni tanto continua a dimostrarlo, Simo. Ogni tanto continua a dimostrarlo, Però ripeto, bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. Preferisci Olsen o Coronel del Salisburgo? Sinceramente non conosco Coronel, però preferisco Olsen, cioè così. Prossimo anno Cagliari-Barcellona, magari. Nainggolan ha deluso all'inizio, adesso non sta deludendo. Anche la mia paura è la stessa, cioè che adesso che tornano alcuni giocatori come Cragno, lo stesso Pavoletti, anziché essere un aspetto positivo, possono rovinarsi alcuni equilibri che si sono creati. In effetti è vero, perché comunque se ti ritrovi a dove scegliere tra Cragno e Olsen, su chi punti? O Cragno accorcia i tempi e rientra nella sessione invernale di calciomercato così da fare in modo che il Cagliari possa terminare il prestito con la Roma e quindi Olsen rientrare a Roma, o se no è difficile. A parer mio Maran ha totalmente cambiato mentalità. Dipende dalle partite. Secondo te con Pavoletti avremmo avuto gli stessi punti? Secondo me ne avremmo avuti di meno, anche secondo me. Simeone non è un Pavoletti, ovviamente, sono due giocatori completamente diversi. Infatti Simeone si addice molto di più a quella che secondo me è l'idea di gioco che dovrebbe avere il Cagliari. Fatti giocare tutti e due. Sicuramente quando rientrerà Pavoletti giocheranno tutti e due, sia Pavoletti che Simeone insieme. Nella prima mezz'ora di Atalanta Cagliari ho visto per la prima volta un bel gioco di squadra e non le solite azioni dei singoli di inizio campionato. È un Cagliari in crescita. Stessa cosa che ho visto anch'io. Se il Brescia dovesse retrocedere prendiamo Balotelli e Bisoli, perché ti dà Cellino.
Io non so se Pavo quando torna giocherà, perché ora come ora non toglierei nessuno tra Joao e Simeone. Quale sarebbe la tua formazione con la rosa al completo? Bella domanda, ce lo pensa un pochetto. Perché adesso al volo non la riuscirei a fare. Pavo è da far entrare prima di un corner e da far uscire dopo, esatto. Con Simeone finalmente abbiamo incominciato a segnare con i piedi. Assolutamente. Sì, vabbè, Rosario, si sa che a me Pavoletti proprio... No, no, a me non piace per niente. L'assenza di Pavoletti l'ha costretta a giocare più col dialogo per le vie centrali. Assolutamente, anche se sono tuttora presenti grossi dalle fasce, nonostante non ci sia un vero e proprio saltatore. Bisogna era meglio il padre quando ha giocato da noi. Io non l'ho mai visto giocare il padre. Pavoletti tornerà titolare, Joao farà panchina ovviamente perché sulla tre quarti giocherà Nainggolan e Olsen penso rimanga titolare. Dipende sempre da quello che farà Cragno. Pavoletti possiamo considerarlo sulla scia del buon vecchio Acquafresca? Secondo me sono due giocatori diversi. Acquafresca era più completo. Era meno forte ma più completo, secondo me. Te Benafà lo prenderesti? No. Cragno, Pellegrini, Ceppitelli, Pisacane, Pinna, Raja, Rog Hernandez, Joao, Pau e Simeone. Io ce lo penso bene. Il mio sogno sarebbe vedere un gol di Cherry. Vatti a rivedere gli highlights della Serie B, lì c'è sta. Io la butto lì, l'estate prossima Pavoletti verrà ceduto. Perché no? Oscar, nemmeno Oscar. Non prenderei nessun giocatore dalla Cina, tranne uno di cui sono follemente innamorato, però non so se gioca ancora in Cina, che è coso? Ferreira Carrasco. Quello io lo amo quel Cristiano, lo adoro alla follia. Dovremmo investire su un giocatore da 40 milioni. Tosta. Perché hai sospeso Keeper Rambo? Mo io come cazzo faccio a levarlo? Come cazzo faccio a sbloccarlo? Che cazzo aveva scritto? Con Paolo e Simeone dovremmo essere... Ma perché l'hai sospeso, Simo? Non ho scritto niente di che. Che cazzo hai fatto, Simo? Per 5 minuti. Non ti sbagliare perché mo sto Cristiano, Porello, non ha scritto niente. Kiver, mi dispiace, per 5 minuti c'hai i commenti bloccati. È stato un errore. Mi dispiace. Mi dispiace. I'm sorry. Che te devo dire, scusa. Stacci attento però, Simo. Che se no poi andiamo a bannare persone che non scrivono niente di che. Eder no, raga, Eder no. Avremmo bisogno di più buoni giocatori, siamo ancora troppo a rischio di cartellino di infortunio, non possiamo fare un turnover o provare nuovi schemi, questo è un handicap pericoloso. Nuovi schemi... No, nuovi schemi no. Minchia, scambio Cerri Carrasco, sì, magari. Molti non sanno che Giannini è fra i presidenti più ricchi d'Italia, è vero? È vero.
Sul muro un bel quadro del Cagliari. Ci sta alcune cose del Cagliari qui. Voi non le vedete, ma ci stanno. Ma niente, Albi, sei sbagliato. Sei sbagliato, niente di che. Tranquillo, Vincenzo, non te bannano. Raga, c'ho la salivazione azzerata. State a scrivere come poche cose, come poche volte. A forza di parlare, c'ho la salivazione praticamente azzerata. Ti aspetto domani a Cagliari e andiamo da Maran, ma magari. Un giocatore che prenderei per il Cagliari è Pepe, quello portoghese che è di esperienza e c'ha cattiveria. A me sinceramente Pepe è troppo falloso. Scusa Stefan, ma non mi posso mettere a rispondere in inglese. Troppi commenti. Liverpool gol subiti 7, Napoli gol subiti 3, Salisburgo gol subiti 10. Non è il mio Napoli si qualificherà agli ottavi di Champions League. Boh, la palla è rotonda. Una birrettina sarda ci vuole. Ci vuole. Eh. Più che altro Simo cerca di stare attento, capito? Solo quello. Andiamo a casa. No, rubare a casa de Varane non mi pare il caso. C'è Savic dell'Atletico in scadenza, lo prenderesti? Se non chiede troppo l'ingaggio, no. Cioè, se non chiede troppo l'ingaggio, sì. Più che altro a centrocampo Kurtic, cioè lo prendi per fare la riserva, perché a centrocampo siamo pieni. I titolari sono inamovibili. Ciao Geometry. Oh, ecco, è ritornato Keeper. Comunque, ragazzi, ripeto, a quelli che non c'erano prima, lo spiego adesso. Ehm, Domenica, il post partita di Cagliari-Fiorentina potrebbe uscire un po' in ritardo, perché domani è il compleanno di mio zio, che è pure il compleanno di Gigi Riva. Lunedì è il mio, e dato che il mio viene da lunedì, abbiamo deciso di festeggiare sia il mio che quello di mio zio domenica. Quindi, dato che festeggiamo a pranzo, può essere che ritarda un pochino il post partita. Vi volevo informare di questo. Comunque solo io e te siamo romani e tifiamo Cagliari. Pure te romano romano, Lori? Ciao Andrea, ciao, alla prossima. Non si fanno gli auguri prima, Vince. Ma davvero, sta all'Eur? Stai qua dietro di me, stai. Stai dietro di me praticamente. È bello che la mentalità sia cambiata da speriamo in un pareggio con Juve e Inter a speriamo di vincere. Esatto. No, aspetta, il dio del calcio è tuo zio. E se Gigi Riva era mio zio, io stavo qui. Magari, Simo. Domani è il compleanno di mio zio e anche di Gigi Riva. Cioè, sono nati tutti e due il 7 novembre, ma non è che mio zio è Gigi Riva, magari.
A me piace Ansu Fati, sedicenne. Ha fatto tante belle cose in Blaugrana, Ansu Fati. Ma secondo te io a te e ai tuoi moderatori sto simpatico? E chiedilo a loro, perché lo chiedi a me? Magari, cioè, magari, Simo, magari. No, purtroppo no, non è mio zio Gigi Riva, purtroppo. Sarebbe stato molto bello, ma non è così. Magari, magari. Ciao Cesare, che sensazioni hai per domenica? Mm, non saprei, non saprei. Boh, l'importante è che stiamo attenti e facciamo una buona prestazione. Poi può finire come può finire. Siamo più attivi di Cicciolino in questa live, esatto. E ti dà 5 milioni di euro. Cioè, se c'avevo come zio Gigi Riva non stavo a pensare ai sordi. Ciao Vince, il Diddo? Che è il Diddo? Di un mio amico è Zola. Ogni tanto scende in paese da noi. Non so cosa sia il Diddo, però che figo. Chi ti ha convinto di più dei nuovi acquisti finora? Nandez, di meno Valukiewicz. Ah, il padrino, ok. Che figo. Secondo te Barella si è pentito di aver lasciato il Cagliari nel suo anno migliore? Secondo me no. Il prof, un po' molto stupido, dice che l'importante è vincere, non partecipare. È palesemente juventino allora. Magari dice pure vincere non è importante, è l'unica cosa che conta. Ma sinceramente a me non mi interessa un cazzo e Barella. Sta bene lì. Raga, io ho buttato acqua sul fuoco su Maran. Ho predicato pazienza, ma in realtà implodo dentro per Pinna. Non posso vedere la sorpresa di inizio stagione messa così da parte. Che ne pensate? Mi piacerebbe vederlo anche a me. Perché Faragò terzino no. Può giocare bene quanto vi pare, ma no. Non voglio un altro adattato a destra. Basta. Voglio vedere Pinna. Perché Cacciatore non lo voglio proprio più vedere nemmeno un cartolina. Voglio vedere Pinna. Perché stava giocando bene. Se Pau rientrerà sarà sicuramente un bene, perché possiamo dire un attaccante forte tra lui e Simeone in panchina. No. Se Pau rientra, Simeone giocherà da seconda punta e Pau prima punta, sicuramente. I vestiti che hai oggi mi piacciono, grazie. Ciao Bazuzu Drag. Christian, non ho capito una minchia. Mi dispiace dirtelo proprio così, ma non ho capito una minchia. Cioè, a me mi fa piacere quando scrivete così, ma non capisco, purtroppo.
Minchia, ha messo una nota perché c'è scritto che disturbano. Vuol dire che se... Ah, ok. Ok. Grazie allora, Cristian. Purtroppo, regà, a sardo sto messo un po' male. Intanto grazie mille, Zares, che gli dai retta a te. A Stefan, perché se mi mettesse a rispondere pure in inglese... Ah, diturbano, non disturbano. Mi pare giusto. Tanto ciao milanista, ciao Gai, manca qualcosa top player. Top player non manca al Cagliari. Siamo pieni di top player a centrocampo. Comunque, ma che condizioni fisiche pazzesche abbiamo? Non vedo più giocatori sfiniti a fine partita. Quello è vero, ma stiamo migliorando su tantissimi aspetti, su tantissimi. Sul piano del gioco, sul piano della condizione fisica, sul piano mentale. È un Cagliari totalmente rivoluzionato questo. Secondo te Atalanta e Napoli ci hanno sottovalutato e questo ha influito sul risultato? Nel girone di ritorno potrebbe essere tutto in salita. Ovviamente nel girone di ritorno giochiamo tutto a carte scoperte, perché non siamo più una sorpresa. Però non è che ci hanno sottovalutato, perché secondo me nessuno ci ha sottovalutato. Un nome in attacco che prenderesti? Un nome in attacco che prenderei? Qua me. Voglio Miro al Cagliari, magari. Il problema è cercare di mantenere questo ritmo per tutto l'anno e la vedo molto difficile. Ovviamente, ragazzi, prima o poi la sconfitta arriverà. Prima o poi la sconfitta arriverà, è innegabile. Però, sinceramente, cioè, stiamo facendo 9. Marti, perché hai trattenuto il messaggio? Regà, non fate casini. Poi sempre a lui, Porello. Ma Ribéry sta fuori, sì. Ribéry sta fuori. Coentrao sarebbe un buon acquisto? Esperienza. Però dovremmo vendere uno tra cioè dovremmo vendere Ligo Giannis. Io prenderei Sebastiano Esposito dell'Inter che è giovane e di prospettiva. Però lo devi far crescere, lo devi far crescere. Non possiamo permetterci di far crescere qualcuno adesso. Servono giocatori belli pronti. Ho scritto come me, hai detto come. Io ho una passione snodata per Quamè. È una seconda punta fenomenale. Infatti ho rosicato, perché quando stava al Cittadella l'hanno accostato al Cagliari. Io già sapevo che era un ottimo acquisto. Sarebbe stato un ottimo acquisto. E invece purtroppo ce l'ha fregato il Genoa. Per l'attacco intendi prima o seconda punta? Seconda. Seconda. Come rimpiazzo a Simeone. Quando rientrerà Pavoletti, ovviamente. Donnarumma non è male, però. Suarez al Cagliari risolviamo tutti i problemi. Sì, sì. Poi voglio vedere chi glielo paga lo stipendio a Suarez. Guarda, ti faccio un nome un po' spropositato, sentiamo. Come lo vedresti Maxi Morales al Cagliari? Non lo vedrei. Perché è basso. Battuta di merda, intanto ho fatto volare la cenere.
Sì, sempre a mezzogiorno e mezza. Messi, sì, Messi. Anch'io, rosico ogni gol che fa, ma se a gennaio il Genoa è spacciato, chissà. Tanto Preziosi, se Preziosi è rimasto lo stesso, perché no? Perché no? Aspettate un attimo. Ok. Eh sì, Cherry guadagna quasi 1 milione. Bazuzu è una cazzata in mano quella di Nandes, tranquillo. Se vogliamo affrontare l'Europa senza fare la fine dell'Atalanta quest'anno, dobbiamo prendere gente d'esperienza come Savic, Coentrao, che sono in scadenza di contratto, e mandare via a calci i bidoni. Totalmente d'accordo. Come ora non lo prendi a meno di 20-25 milioni, purtroppo. Lo vedresti impossibile Kolarov al Cagliari? No. Sei contento di come sta giocando Raja? Ti aspettavi più gol? Sinceramente un po' più di gol me li aspettavo. Mi ha un po' deluso nell'inizio di stagione, ma adesso sta ampiamente migliorando. Sta diventando il condottiero di cui avevamo bisogno. Ma ci arriva alle 200 milioni, non vale nemmeno 500 euro per Monopoli. Speriamo di salvarci. C'avete una squadra di Cristo, Geometry. Cioè, c'avete veramente una bella squadra. Non capisco perché state a fa sta fine. Ciao Candy. Cioè, pure c'avete una buona squadra. Io però li vedo adatto a giocare sia con Simeone che con Pau. Forse sarebbe anche il cambio di Joao. Mentre per sgravare Simeone da certi compiti può aiutarlo più un Pinamonti. Dipende sempre da come si vuole interpretare la partita. Poi i giocatori sono e devono essere intercambiabili a seconda delle situazioni. Ciao Marco, si è già parlato di cosa si inventerà Maran quando tornerà Paoletti? Ne stavamo a parlare fino adesso, sia di Paoletti che di Gragno. Non so quanto sia fattibile, ma se il Milan facesse una stagione veramente brutta si potrebbe puntare su un Leao. Su un Leao che però non sta convincendo. E pensare che paghiamo lo stipendio a gente come Cherry, quei soldi potremmo usarli per pagare elementi più validi. Purtroppo. Mi hanno detto che ha il poster di De Jong e Cherry in camera, assolutamente. E la gigantografia di Ligo Giannis, accanto alla maxi gigantografia di Kader Giannakis. Assolutamente. Mancano gioco e allenatore. Vabbè, Tiago Motta sta a fa meglio di Andreazzoli, credo. Credo, poi non seguo il Genoa, quindi. Ciao Vinicius, ciao. Ma Taiwan adesso è tipo notte, che ci stavi a fare su YouTube? Grazie, ti ringrazio, però è tipo notte a Taiwan. Niente scommesse, ma solo certezze, esatto. Romero è di proprietà della Juve, è in prestito al Genoa. A me piace Ghiglione, a me piace tanto Ghiglione, buon terzino, molto molto offensivo, mi piace. Che ancora devo capire bene se effettivamente è un terzino o un esterno. Secondo me nel caso succedesse qualcosa tipo Europa dovrebbero prendere a titolo definitivo Pellegrini e Raja. Dubito che Pellegrini la Juve te lo dia. No, continuano le squadre giocano e come?
Giocano e come. Quello è vero. Strighe l'Arsenal Cagliari sarebbe avere un De Jong 2.0. Lasagna al Cagliari, no. Per me Ghiglione è un esterno da 5, molto offensivo, sì. Abbiamo 7 ore di differenza, qua è mezzanotte. Minchia, e tu sei qui adesso. Ti ringrazio. Giochi le schedine? Raramente. Non avendoci quasi mai soldi, preferisco non buttarli. Ogni tanto 2 euro ce li butto, ma non di più. Mo' è da tanto che non faccio una schedina. Anzi, non faccio il picchetto, perché a Roma si dice il picchetto. Io voglio Emerson al Cagliari. Non conosco. Il tuo canale è internazionale. Qui in Messico sono le 8. Messico, Taiwan, prima l'Austria, tutti insieme. Sì, sì, tutto il mondo, dai. Che figata. Regà, un bacione. Mi riempite il cuore di gioia quando mi dite queste cose. Ste cose, ve giuro. Mi riempite il cuore di gioia. Oh, addirittura Zlatan Ibrahimovic abbiamo. Comunque faccio l'addetto mensa nelle scuole elementari, negli asili e nelle scuole elementari. Non cucino, sono quello che porta i piatti e pulisce e lava e spazza. E come cazzo si dice? Non mi viene la parola, perché non mi viene la parola? E sparecchia e apparecchi. Vabbè, faccio tutto tranne che cucinare, in poche parole. Qui a Cagliari sono le 17.06. Qui in Veneto sono le 5.08. La cosa sta sfuggendo di mano. Ma può fare lo scambio Cragno-Olsen? Ci conviene? Secondo me no. Secondo me no. Esistono ancora i collaboratori scolastici? I bidelli? Chiamasi bidelli, credo, no? Se intendi quelli, sì, sì, esistono. Bologna, Bergamo, Veneto, regà, state dappertutto. Gennaio in estate, l'ho ancora, è Patrick Schick, ora sarà in offerta speciale, ma i giovani qui si riprende. Regà, sapete un giocatore che tutti considerano una pippa, ma secondo me una pippa non è? Andre Silva. Secondo me è un signor giocatore, è un buon giocatore. Sì, esatto, però già non li puoi chiamare così. Perché non li posso chiamare così? Cioè, so- bidelli. Io ho sempre chiamati bidelli. Comunque sì, ci sono ancora. Io c'ho una fissa per Andre Silva. Mi piace veramente tanto. Andre Silva, secondo me, è un buon attaccante. Se centriamo l'obiettivo Europa, secondo me Racia un altro annetto da noi se lo fa. Sicuramente sempre in prestito. Gonzalo Pazienza del Francoforte, non conosco. Sono cagliaritano ma abito a Bologna da tempo. Siete quasi tutti emigrati. Ciao Marti, ciao. Siete quasi tutti diventati un po' continentali. Grazie per la. Ci mancherebbe Marco per così poco. Raja doveva solo ritrovare la forma atletica dei giorni migliori. A me piace Teodorčić dell'Udinese, il pelato dei Brazzers. Quello è il pelato dei Brazzers.
Ma raga, Alfredson che fine ha fatto? Sta ancora all'Udinese? Teodorcic è pelato. Ricordiamo che anche Simeone ha firmato una clausola di rescissione nel caso in cui non si fosse trovato bene a Cagliari. Sì, clausola dei 40 milioni. Alfredson è svincolato. Io infatti mi ricordavo che stava l'anno scorso sta al Frosinone. Regà, Teodorcic è pelato. Se è chi dico io, Teodorcic è pelato. Mo lo vado a cercare. Teodor... Eccolo. Teodorcic. Ah, allora mi sto a confondere. Ah, lo sai con chi mi sto a confondere? Con Nuitink. Nuitink è il pelato dei Brothers, no Teodorcic. C'hai ragione, Christian. Mi sono confuso io. Era Nuitink quello che c'avevo in mente io. Io propongo di andare a picchiare in massa il giornalista che ha scritto su quella fake news su Nandez. Non ne vale nemmeno la pena. Leao è un crack, ma il Milan non ha tempo e se ce lo girasse per 6 mesi va solo col diritto di riscatto. Sinceramente io non lo vorrei Leao al Cagliari. È troppo una scommessa. L'hai visto il fallo di Son su Andre Gomes? Purtroppo sì. Bruttissimo. Veramente brutto. Leao è fortissimo, infatti. Se il Milan facesse male sarebbe da prendere subito. A me non mi convince sto Leao. Tra l'altro sia Nuitink che Teodorcic hanno giocato nell'Anderlecht. Io sto cercando il poster calvarese per giocarci a freccette. Perché? Leao l'ho visto e come si dice in gergo è una dogana. Qualcuno mi può tradurre? Prendiamo Nenè. A proposito, che fine ha fatto? Che fine ha fatto Nenè? Io mo ricordo che stava alla Spezia, poi non so dove è andato Nenè. Si era fatto Bari, la Spezia e poi non so dove è andato. Dove è andato? Ah, in Portogallo. Dogana è uno che non passa la palla, perfetto. Intanto mi imparo nuove parole in sardo. Ok, ok, Simo. Adesso mi è chiaro il concetto. Cagliaritano più che sardo. Regà. Cioè io non riesco a trovare distinzioni tra cagliaritano e sardo. Capitemi. L'unico dialetto che conosco è il romano. Quindi comprendetemi per favore. 10 gol subiti, di cui 3 rigori, 2 autoreti se non sbaglio. Ancora troppi errori stupidi in difesa. Ogni tanto sì. Noi a cappetto quando uno fa azione in solitaria senza passarla urliamo. Mi rifiuto di dirlo perché sarebbe bruttissimo detto da me. Eh, Sbaglio, il tuo canale sta crescendo? Non ne ho idea. Può essere, ma sinceramente non ci faccio caso. Ciao Matt, se andiamo in Europa devi imparare il sardo, non mi entrerebbe mai in testa. Poi sarebbe veramente brutto sentire un romano parlare sardo. Tra poco 2000 iscritti.
Tra poco, tra tanto, tra mai, chi lo dice? Quando arriveranno, se arriveranno, ci penseremo. Despotov scorsa settimana ha fatto ripeto, ho visto. Se andiamo in Europa una trasfertina te la faresti? E chi ce l'ha i soldi? Mi hanno regalato il biglietto per andare a vedere la partita contro la Roma. Chi ha fatto una trasferta in Europa? Ma Andre l'ha visto il video? Sì, sì, l'ha visto, l'ha visto. Ha commentato, ha commentato. Regà, ho smadonnato per fare il video su Andrea, ho veramente smadonnato. Non potete capire il lavoro che c'è stato dietro. Samuel e Mattia sono fortunati se andiamo a giocare, cioè se in Europa giochiamo a Torino, sì. Io infatti speravo giocassero a Roma, però a quanto pare è proposto Torino. Ritentiamo cosa, Vicious? Oggi è il compleanno di San Desilva, allora non vedi? Ritentiamo con De Frel, no. Lo sai che se parliamo tutti in sardo lo impari? Il sardo è talmente vasto, sarebbe impossibile impararlo se effettivamente non sei sardo, secondo me. Si è emozionato, da quello che mi ha detto in alcuni spezzoni si è commosso. Sì, ovviamente è solo un problema lavorativo e di tempistica, fortunatamente non problemi di salute. È sano come un pesce, però dato che comunque adesso fa 2 lavori, a livello di tempistiche non ce la fa a stare appresso al canale. Ok, penso di aver capito il messaggio di Matt. Penso di averlo tradotto bene nella mia mente. E quindi posso dirti che non era così sega come pensavi. Cioè, Farias è un signor giocatore, cioè non è un signor giocatore, parliamoci chiaro. È un buon giocatore, però non gli andava più di sta a Cagliari. Becao dell'Udinese è un buon giocatore. Aristoteles. Quello lo sapevo, Simo, quello lo sapevo. Non mi chiede perché, ma lo sapevo. Ah, finito, non scrive più nessuno. Tutti morti. Sì, ci ha salvato in quel Frosinone Cagliari, in Cagliari Genoa. Effettivamente ci ha salvato. Come però non scordarsi il gol contro la Sampdoria. Grande Viviano. Se il Cagliari dovesse andare in Europa, la UEFA potrebbe accettare di far giocare le partite alla Sardegna Arena, viste le difficoltà nello spostamento dei tifosi. Mm. Però se non c'ha la cosa UEFA, non penso, Ale. Ci sarebbe pure un Thiago Silva in scadenza, ma quello vuole troppi moni, esatto, esatto. Troppi soldi chiede. Comunque, no, Christian, no. Simo, guarda, grazie soprattutto
alle tue pazzie quello che hai creato. Guarda, questo è il mio guadagno totale per adesso su YouTube. Questo praticamente un quarto, se non la metà di tutto è merito tuo. Quindi, dato che ci stai, ti ringrazio. Perché l'altra live non c'eri e quindi non t'ho potuto ringraziare. Ordire la carne. Ah, ok. Ok. Il pericolo per domenica è un calo di concentrazione. Assolutamente, ma sono abbastanza fiducioso sul fatto che non accada. 91 dollari da quando ha aperto il canale o a ogni live? No, 91 dollari da quando ho attivato la monetizzazione adesso, che è praticamente un anno e mezzo fa l'ho attivata, perché l'ho attivata nell'agosto o luglio-agosto del 2018. 91 dollari ogni live, stavo sempre a fare live, cioè, ovviamente. Mi avrebbe fatto comodo, ma magari 91 dollari ogni live. No, no, 91 dollari complessivi tra video, cioè tra guadagni dei video e delle donazioni. Puoi fare tanta carriera, vedremo. Sarà soltanto il tempo a dirlo. Ripeto, a me piacerebbe vivere dei Cagliari, campare dei Cagliari. Mi piacerebbe pure essere intervistato da qualcuno, perché a me piace l'idea di essere intervistato, ma non per il fatto di essere famoso, per rispondere alle domande, perché mi piace rispondere alle domande. Tipo io prima o poi sogno di essere intervistato da uno dei Radiolina o Videolina, conoscere dal vivo Vittorio Sanna, guardarmi una partita del Cagliari alla Sardegna Arena o al nuovo stadio. Me l'hai detto 1000 volte, Christian. Me l'hai detto 1000 volte, ma mo' sono imparato a memoria sto cazzo di Franco di Jacqueline. Però Simo, non voglio che, cioè, mi fa piacere se fate così, però deve essere naturale, non forzata la cosa. Quindi non voglio nemmeno che voi fate quello che tecnicamente dovrei fare io, ovvero spammarmi. Cioè, se dovrò crescere, se dovranno aumentare gli iscritti, aumenteranno, quindi non ti preoccupare. Come si dice, se sono rose fioriranno. Per fare più numeri devi parlare anche del campionato in generale, ma a me non interessa fare più numeri. A che mi servono i numeri? Non avete avuto più contatti con Vittorio? Avevo provato a contattare Vittorio per chiedergli anche da parte sua un mini video da mettere per il video di Andrea, però non mi ha risposto, immagino che sia impegnatissimo, quindi è totalmente comprensibile. A parte quello, no, non abbiamo avuto più contatti. Segui la Gradinata Sport su Sardegna 1? No, non essendo residente in Sardegna, non si vede qui su Sky perlomeno. Comunque con quei soldi puoi già comparti qualche pezzo del PC. Non lo so, più che altro il PC è la parte che dovrei comprare immediatamente, un PC nuovo. Ma mi serve un PC fisso, non un portatile, per quello che voglio fare io. E costa. Porca troia. Io Granina Sport la seguo ogni settimana, io non so nemmeno che programma sia. Roberta Acqua Fresca verrebbe gratis, che dici?
che ormai mi dispiace per Robert, ma è bollito Vicious. Cioè, sarebbe veramente poco utile. Ciao Pignolo, ciao bello. Puoi vedere i podcast della Gradinata su YouTube. Ah, ok, allora andrò a vedere di cosa si tratta. Dovresti conoscere Gennaro Gavino. Non conosco, cioè non li conosco. Ciao Nicola. Vabbè, dai, lasciamo stare la Gradinata Sport, non ce n'è uno che capisce di calcio. Vabbè, non è che voi adesso state in live con uno che se ne intende così tanto di calcio, eh? Cioè, non è che state a parlare con chissà chi. Cerca il canale Sardegna 1. Vabbè, se lo posso vedere in streaming, me lo guardo in streaming. Basta che non c'hanno il coso bloccato per chi non è residente in Sardegna, tipo Videolina, che mi ha fatto perdere la partita col Chievo. La Granata Sport è un programma del Cagliari. Ah, è proprio del Cagliari? Registrato ogni lunedì mattina a Cagliari per commentare le partite con dei tifosi del Cagliari. Ah, cioè io non lo conoscevo minimamente. Sensazioni per domenica, io la Fiorentina non la sottovaluto, tutto sommato sono una buona squadra, devo soprattutto il risveglio di Boateng. Il risveglio di Boateng secondo me no, però ovviamente non è una partita da sottovalutare. Fiammiro, tu ne capisci molto di più. Sarà, io non mi metto a paragone. Ogni lunedì alle 21:15. Me lo consigli lo scambio Ramsey mio in cambio di Rog? Sì. La prossima volta lo guarderò allora. Ah, sul Cagliari, non del Cagliari. Ok, perché pensavo fosse proprio del Cagliari io. Vedremo, rosica ancora. Madonna, quella partita è stata bestiale. Esiste da 40 anni questo programma e io non ne ho mai sentito. Non ne ho mai sentito parlare. Età media Granata Sport 79 anni più 4 figli. Comunque una cagata di programma. Non, non giudico non avendolo mai visto. Comunque Simone, non posso, hai cancellato il messaggio, però ti rispondo comunque. Non posso propormi, mi piacerebbe perché bene o male me la cavicchio un pochino a FIFA, però cioè, c'ho ancora la Play 3 con FIFA 15, dove vado? Poi tra l'altro c'hanno già il loro player ufficiale, quindi l'età conta poco, fa ridere per un po', ma dopo un po' stanca. Comunque c'è gente famosa come Gavino, Gennaro Roberto, un ingegnere, il professore e allenatore. Cioè, è tutta gente di cui io ignoro palesemente l'esistenza, cioè non so minimamente chi siano, con tutto rispetto. Non l'ho proprio mai visto il programma. Cazzata più grande fatta alle superiori. Mm.
Non saprei. Per adesso non mi viene in mente. Tanto io ho cliccato 30 volte su mostra, ma ancora me lo dà. Oh, gliel'ha fatta. Adesso non mi viene in mente Zares, sicuramente c'è, ma tanto mi vengono sempre in mente quando non me le chiedono le cose. Praticamente entri in un bar e vedi tutti i vecchietti parlare della partita sparando le peggio cazzate. Questo è Granata Sport. Ok, va bene. Ma se aspetti l'uscita della Play 5 e ti compri pure FIFA, io una tua carriera allenatore con il Cagliari la seguirei ad occhi chiusi. Non sono l'unico, ma ovviamente sono soldi. Insomma, non voglio obbligarti a spendere tale somma. È un suggerimento. È un'idea che ho avuto, però comunque dovrei avere qualcosa da parte per comprare la Play 5 e FIFA 21, perché si parla, dovrebbe uscire l'anno prossimo, penso, la Play 5, perché l'hanno data per cioè dovrebbe uscire nel 2020, credo. E è un'idea, però se i prezzi che hanno rivelato, cioè che girano attorno alla Play 5, sono veri, chi la fa pialla? Cioè, si parla di una console che costa quasi 1000 euro. Ah, 2021, vabbè. Comunque, siamo lì. Per adesso non mi conviene nemmeno prendere la Play 4, cioè mi vorrei prendere la Play 4 però. Ciao Music, hai degli amici che tifano Cagliari lì a Roma? Amici amici no. So di un ragazzo di cui ignoravo totalmente l'esistenza che abita nella mia stessa zona che tifa Cagliari, però l'ho conosciuto tramite Facebook, pensate. E però amici del Cagliari qui a Roma nessuno. Dovrebbe costare sui 500 euro. Dove hai sentito 1000? Un sito svedese ha aperto le prevendite per la Play 5 e hanno messo le prevendite a non mi ricordo quante corone svedesi. Fatto sta che il prezzo convertito in euro era attorno ai 1000. Magari per Natale che ci sono le offerte pigliate una Play 4. Un mio amico dando la Play 3 due giochi l'ha pagata 100 euro. Chi ce l'ha i soldi, regà? È quello. Sì, lo so, tra poco c'è il Black Friday, però è la materia prima che manca. Dai un'occhiata alle offerte per la PS4. Io le guardo pure, ma tanto sapendo che non me lo posso permettere, è puro masochismo. Ci sono offerte Play, due pad e due giochi, 240 euro. Ripeto, è la materia prima che manca. Avevo conosciuto un barista di Roma che tifava Cagliari. Ti ricordi per caso magari la zona di Roma? Non c'è un circolo sardo a Roma? Allora, quando sono andato allo stadio, ci sono state delle persone che mi hanno riconosciuto e che mi hanno detto che erano intente a creare un Cagliari Club a Roma. Il problema è che mi hanno detto che mi avrebbero fatto sapere perché poi io avrei dovuto, diciamo, tipo sponsorizzarli, però non mi hanno più fatto sapere, non mi hanno più contattato, non so nemmeno come si chiamano, quindi ma che sono matti per 1000 non gliela prendo mai nella vita. Io spero di prenderla dando la Play 4 più un 100-200 euro. Ma queste sono voci che giravano, non so se effettivamente sarà così. Secondo Google il circolo a Roma è in via Aldovrandi. Sarebbe bello se conoscessi altri cagliaritani. Da quello che mi hanno detto loro, a Roma esisteva il Cagliari Club Daniele Conti, però a quanto pare non esiste più praticamente. Hai 1650 iscritti, ti doniamo un euro a testa. Ma non è quello, Simo, che comunque
Poi servirebbe pure una scheda d'acquisizione. Ma non ti preoccupare, Nico. Ciao Diego. Aspettate un attimo, raga. Chiamata di lavoro. Aspettate, Intanto mi hanno chiamato domani a lavorare. Dai, quindi domani questi 21 euro mi porto a casa. Oddio. Esiste un Cagliari Club, la capitale rossoblù. Non lo conosco. Mai sentito. Ciao Diego. Ciao Giuseppe. Mi piacerebbe pure portarvi una carriera su Football Manager a me. Però sto PC de merda, poraccio. C'ha pure 5 anni. Non gli fa proprio a far girare a Football Manager. Che rosicata, sarebbe stato figo, cazzo. La capitale rossoblù e i Daniele Conti sono la stessa cosa. A me, da quello che mi hanno detto quei signori, non, è praticamente inesistente ormai quel Cagliari Club. Calla, mo ricominciano le donazioni. Grazie, Pignolo. Grazie. Grazie mille. Grazie mille, veramente. Chi scommette sulla Champions qui? Io non faccio scommesse da anni. No, da anni no. Però è da un bel po' che non faccio le schedine. Tra poco torna la Coppa Italia che non dobbiamo snobbare nella maniera più assoluta. Ah, mi è venuta la pelle d'oca dopo la donazione. Che giuro, tutta la pelle d'oca. Mi ha fatto venire la pelle d'oca, Pignò. Giochiamo contro la Samp, Francesco. Che lavoro fai, Miro? Faccio l'addetto mensa negli asili e nelle scuole elementari. Quindi praticamente apparecchio, sparecchio, porto i piatti, lavo, pulisco, quelle cose lì. Dentro le mense scolastiche. Ti piace il lavoro che fai? No, non mi piace, ma lo faccio. So poche le persone che possono di fare un lavoro che gli piace, perché se no non si chiamerebbe lavoro. Che cosa vorresti fare? Bella domanda. Ti ho offerto il caffè per domani mattina, grazie mille, Mignolo. Spero di potervelo offrire io a voi prima o poi. A Roma sono simpatico, quando ero in viaggio con le mie ragazze avevo il cappellino del Cagliari, uno mi fa Daniele Conti e una testa di cazzo. Poi mi fa no dai, in verità gli volevo bene. Buonasera Sebba.
Comunque non lo so cosa vorrei fare, Francesco. Ripeto, a me piacerebbe campare de Cagliari, però ci ho sempre avuto l'idea che la frase che ognuno deve realizzare i propri sogni, sì, è bella, quello che volete, ma è stucchevole, ok? Perché se uno fa nella vita solo quello che sogna, l'Italia muore dopo 30 secondi. Quindi a me non piace fare l'addetto mensa, ma lo faccio con orgoglio, perché è un lavoro duro, è un lavoro molto molto duro. E se non lo facessi io, chi lo farebbe? Quanti dell'età mia sarebbero disposti a fare un lavoro così? Io ho incontrato soltanto due persone più piccole o di pari età a me che fanno questo lavoro, perché è un lavoro di merda. Fatichi come un porco, torni a casa stanchissimo. Tutti vogliono realizzare i sogni, e per carità è legittimo, però poi si lamentano se magari la sanità fa schifo o se qualcosa non va come loro vorrebbero, perché non ci sono le persone, perché tutti seguono i loro sogni, ma devono capire che non si campa solo a sogni. Ci sono anche dei mestieri che vanno fatti, per quanto possano non piacere o essere tosti e difficili. Chiuso il momento filosofico. Ma sbaglio, a Roma c'è un quartiere dove ci vivono solo sardi? Non conosco. Se c'è, non lo conosco. Domanda un po' diversa dal solito. Se avessi un solo desiderio, senza nessun limite, cosa faresti? Il desiderio di avere infiniti desideri. Così almeno qualsiasi cosa voglio, posso avercela. Ti piacerebbe se ti chiamassero per lavorare alla gradina da sport? Certamente, certamente. A chi non farebbe piacere? Forse andrò a vederla allo stadio Cagliari Samp. Grande. Questi lavori come il tuo dovrebbero essere più pagati, cioè pagati di più. Lo so, però non siamo noi a decidere gli stipendi. Ma quando dici vivere del Cagliari, cosa intendi? Vivere a contatto con la società o creare un'idea tua che parla di Cagliari? No, quando io dico vivere di Cagliari intendo che mi piacerebbe campare parlando del Cagliari, ok? Però ripeto, tutti vorrebbero realizzare nella propria vita un sogno, ma bisogna anche capire che c'è un paese da mandare avanti e ci sono mestieri che per quanto possono essere brutti, faticosi, possano farci tornare a casa che non ci fanno sentire realizzati, sono necessari, perché sono di primaria importanza. E io sinceramente mi sento fiero del lavoro che faccio. Io ho sentito di gente che si vergognava a dire il lavoro che faceva, cioè del mio stesso lavoro, cioè che si vergognavano a dire che facevano gli addetti mensa. Io sinceramente non ci trovo nulla di riprovevole. Il lavoro è lavoro. Io sono fiero di fare il lavoro che faccio. Con tutta sincerità dico che è un lavoro che non mi piace, perché effettivamente è un lavoro che non mi piace, ma sono fiero di farlo, perché so che cioè se me ne dassi io, non riuscirei mai a trovare un ragazzo della mia stessa età, anche più piccolo, che sarebbe disposto a farlo. Sei veramente da stimare per il discorso che stai facendo ora, sono d'accordo, ti faccio ancora i miei complimenti per quel poco che possiamo conoscerti, mi sembri un ragazzo umile e con la testa sulle spalle. Ti ringrazio Nicola, ti ringrazio tantissimo. Io infatti sotto un certo punto di vista odio il discorso segui i tuoi sogni, perché poi si lamentano se le cose non vanno come dicono loro, se un qualcosa non funziona.
Se tutti seguiamo i propri sogni, chi è che ci costruisce le strade? Chi è che diventa poi dottore? Tutti attori, tutti calciatori, tutti ballerini. Diventa un paese di showgirl, diventa un paese di TV, non andiamo avanti. Io sono fiero di stare nelle retrovie, sono fierissimo. Io sono laureato in storia in Italia, sono emigrato in Germania da almeno 6 anni, ho fatto ogni tipo di lavoro, da lavapiatti, cuoco, cameriere, vedrai che la gavetta prima o poi ti ripaga. Vedremo. Io lavoro in una ditta tedesca come capo magazzino, sognare e lottare sempre, quello assolutamente. Ciao Kevin, mandiamo un saluto io, la mia ragazza e mio figlio, grandi. Rispetto per Cagliari e la Sardegna, voi vedete di tornare in B, eh? Io conosco un ragazzo che tifa Cagliari e vive a Torlupara. Io al momento faccio l'università, nel tempo libero faccio il padre e l'ultras. Vorresti diventare padre? Sì, in un futuro sì, assolutamente. Assolutamente sì. Sono contento di aver fatto sto discorso, perché c'ho sempre un botto di idee che però non dico mai perché difficilmente io dico la mia quando non mi viene chiesto. Comunque, Kevin, in bocca al lupo per tutto, eh? No, sono figlio unico, Christian. I'm figlio unico. Bravo, Kevin. E de che? Che ore so? Le 6 meno 10, verso le 6 e un quarto più o meno chiudiamo, eh? Se tuo figlio rifasse Roma, io a mio figlio non imporrò mai di tifare Cagliari. Non glielo imporrò mai. Sarà libero di rifare qualsiasi squadra lui si sentirà di tifare, non voglio obbligarlo. Ci fai vedere la porta di te, non voglio dire festione, mi sembra quella mia. No? Vai. Non ci fa caso a quello che c'è qui, lascialo perdere. Quella è la porta. E poi tra l'altro devo aprire perché ho finito le cartine, le devo andare a prendere e devo andare anche un attimo al bagno che devo fare una pisciata allucinante. Quindi ci vediamo fra poco, ragazzi. Mi assento 2 minuti e torno subito. Aspettate, eh. Che cazzo è qua? Bah.
Tempismo sbagliato. Hai cancellato il messaggio, l'ho visto, L'ho visto. Tempismo sbagliato. Me volevi fregare, Hai fatto bene, Cristian. Io non la facevo più. Stavo a trattenere. Ma già, sarà stato una mezz'oretta e mi stavo a pisciare sotto, non la facevo più. È la stessa, perfetto, perfetto Nico. Adesso che l'abbiamo confutato, un bel bitter fresco. E mo una bella sigaretta. Ma se me posso trattenere, mi trattengo. Ai ai ai. Ai ai ai. Solo tu odi il bitter? Ah, non lo so. Anche alla mia ragazza non piace il bitter. Bitter che tra l'altro se Seba c'è ancora, mi potrà confermare che in tedesco significa proprio amaro. E tra l'altro non so quanti di voi lo sanno, Kinder in tedesco significa bambino. Vi faccio pure imparare le cose. La tua ragazza si sentirà fortunata, non può sentirti dire che devi andare allo stadio con amici. Penso una volta ci sono andato con lei allo stadio, però no per Cagliari, era il preliminare di Champions League da Lazio.
Un giorno mi piacerebbe portarla con me a vedere il Cagliari, se ci vuole venire. In sardo Earth significa Cagliari. La Lazio gioca domani. Ne hai foto del giorno? Foto del giorno. Ah, del giorno in cui sono andato allo stadio con la ragazza mia? Intendi, Cri? Una classifica delle migliori tifoserie italiane. La prima ovviamente è la nostra, senza manco dirlo. Poi ci metto Foggia e Taranto. E non saprei che altro. Mo te la faccio vedere, Christian. Sì, è figo poi quando strilli The Champions. Tanto prima o poi lo dovremmo sentire pure noi. Comunque, questa è la foto. Avevo la maglia della Lazio che tra l'altro mi ha dato lei. Ciao Barbarina. Sassuolo e Chievo sicuramente hanno i migliori tifosi. Ciao Luciano, cosa dovrei sapere su Nandez? Hai visto altre partite di Champions allo stadio? Non mi ricordo se era Champions o Coppa UEFA, però la prima partita che ho visto allo stadio, ed ero veramente un bambino, ci avrò avuto 5-6 anni, fu un Lazio-Porto finita 0-0, però non mi ricordo se era Champions o Coppa UEFA. Ho visto questa Lazio-Bayer Leverkusen e Lazio-Porto. Non ho viste altre. Dai che la fai, Nico. Comunque sono abbastanza sicuro che quella di Nandez sia una fake news. E se qualora si rivelasse vera, secondo me non andrà via a gennaio. Ah, Coppa UEFA, ok. Sì, secondo me rimane. Tu ne hai di muscoli? Un pochino, pochi, però sì. Ovviamente deve arrivare un'offerta onerosa per il fatto, cioè se se ne deve andare, deve arrivare un'offerta adeguata. Se andiamo in Europa, Nainggolan rimane. Secondo me verrà prorogato il prestito di un altro anno.
Ma non penso se ne vada a gennaio, ragazzi. A gennaio proprio no, non se ne andrà via. Secondo me Nandez vale sui 45 milioni. Famo pure 50, va. Famo pure 50. Un'altra cosa, il Brescia è sceso di classifica da quando ha iniziato a far giocare Balotelli per Donnarumma. Spero la situazione rimanga questa e che un Donnarumma scontento se ne vada a gennaio. Vedremo. Magari a Cagliari ci servirebbe come il pane. Io punterei su un altro profilo, non su un Donnarumma. Un cibo che odi tanto, i pomodori. Mi dà fastidio l'odore. Il VAR non è ancora perfetto, specie l'uso, ma finalmente l'errore è distribuito leggermente meglio e la classifica generale parla della A migliore da 25 anni. C'è ancora molto da migliorare secondo me riguardo al VAR. Mi sta facendo venire voglia di un Campari per stare in tema bitter. E vai dei Campari, dai. Che te frega. Io a gennaio darei, ma io pure subito darei via Cerri. Intanto ragazzi vi faccio vedere una foto di me e mio zio 5 anni fa, quando mi regalarono al 18esimo la felpa del Cagliari. Non si vede un cazzo. Tra l'altro guardate che bambino che sono senza barba. Forse devo abbassare un po' la luminosità. Felpa del Cagliari rigorosamente. Si vedrà? Sì. Rispondi a questa domanda. Il Cagliari può vincere lo scudetto? Non credo. Raga. Donnarumma sarebbe una soluzione di qualità a basso costo. Non vedo di meglio a gennaio dove difficilmente si priva di giocatori. E Sardo, mio zio è un caso strano perché lui è nato a Savona perché mio nonno faceva il militare lì. È romano perché è romano, però tifa Cagliari. Se ti levi quel pizzetto sei quasi uguale. Qui c'avevo 5 anni in meno però, eh. Qui era il 18esimo mio. Alla mia ex quando le dicevo che dovevo vedere la partita del Cagliari volavano destra e sinistri da parte sua. La mia ormai si è rassegnata. La mia ormai si è proprio rassegnata. Tu sei giovanissimo a qualsiasi età. Sarà vero? Non sarà vero?
A me ogni tanto ancora mi chiedono i documenti quando vado a comprare il tabacco, quindi... E soprattutto... No, soprattutto no. E anche no, sì, soprattutto. E soprattutto grazie a lui se so del Cagliari io. E soprattutto grazie a lui e mia madre, che sono del Cagliari. Dai, raga. Vado e così almeno... Sei tu quello nella foto? Quale foto? Questa? Questa foto? Boh, è cascato il telefono. O una di quelle là. Alla mia destra. E alla mia destra ce ne stanno un botto le foto. Ci sta quella. Quella... Sì, sono io nel 2000. Quando avevo 4 anni. Mo te la faccio vedere, aspetta, Qui c'avevo 4 anni. Sì, ero all'asilo. Grazie mille, Danilo. Tanto mo chiudo pure io. Io l'ho trovate del Cagliari, se già tifosi le ho convertite alla fede rossoblù. Una di queste ora è lesbica e costringe i suoi ragazzi ad appassionarsi al Cagliari. Che belle ste storie. Mm. Vabbè, ma la vedo, cioè lo scudetto è quasi impossibile, dai, parliamoci chiaro. Raga, il coso di Nandez era una stronzata. È una stronzata. Comunque, tanto ormai la live praticamente durerà 2 ore. Allora, vi ringrazio per avermi fatto compagnia, per essere stati qui con me e ripeto, noi ci vediamo. Non più di tanto, Christian, non più di tanto. Noi ci vediamo domenica con il post partita di Fiorentina-Cagliari che uscirà un po' in ritardo e lunedì con il video speciale su Gabriele Sandri. Niente ragazzi, tutto questo vi ringrazio ancora tantissimo per avermi fatto compagnia e per essere stati una marea, perché oggi siete stati una marea e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.